a tutti amici, siamo qui oggi a mostrarvi la preparazione di un semplice panino che possiamo preparare tranquillamente a casa invece di andarla ad acquistare nelle solite paninerie. Beh, allora, quello che ci occorre sono 4 semplici cose. Abbiamo a disposizione un lattughino che andremo a tagliare per mettere direttamente nel panino, delle frittatine di ricotta, la quale poi magari successivamente vi mostro come farle. Poi abbiamo delle patatine, degli hamburger di manzo e poi ovviamente a vostro piacimento potete aggiungere del formaggio. Io in questo caso ho messo la carne è rose, la possiamo anche già scendere.